Un invito a chiedere e a farlo con confidenza. Lo ha formulato Monsignor Alberto Tanasini celebrando la messa nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna Rapallo in occasione della festa della patrona, un evento vissuto con grande partecipazione da tutta la comunità. Sono molto contento per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna, perché tutta la comunità ha partecipato. Durante la processione ho visto veramente una moltitudine di persone anche raccolte. Il cammino pastorale di quest'anno per la parrocchia di Sant'Anna è stato caratterizzato da grande vivacità, ma il desiderio che lo ha animato è stato quello di crescere nell'unità sia all'interno della comunità che nel rapporto con le altre parrocchie del territorio. C'è tanta vivacità e ringrazio lo Spirito Santo che veramente ci rende attivi e corresponsabili. Il problema forse che abbiamo è quello di ritrovare l'unità ecclesiale della nostra comunità. Io non so le altre città, posso dire che Rapallo sta facendo dei piccoli passi, però molto importanti, proprio sulla strada della pastorale d'ambito, della pastorale di comunione, veramente camminando insieme. D'altra parte l'unità è sempre stata una delle caratteristiche principali della realtà sociale di questo quartiere che un tempo era periferico. All'esterno del centro della città si è più uniti, si è più familiari, ci si vuole più. C'è un altro rapporto. Questa nuova aggregazione qua ha fatto sì che come si chiamano, i locali qua si sono più riuniti, ci vogliamo un po' più bene, diciamo così. Continua intanto il lavoro instancabile per arrivare al completamento del complesso della chiesa ed in particolare per quanto riguarda le opere parrocchiali. Una forma di sostegno originale è stato il lavoro delle 15 socie dell'associazione Fili Meravigliosi. Abbiamo fatto queste 75 cartoline con l'icona di Sant'Anna Maria Bambina, la sagoma del nuovo complesso parrocchiale di Sant'Anna, la nuova preghiera approvata dal Vescovo dedicata a Sant'Anna e con questi pensierini all'interno sempre al tombolo che può essere una Madonnina, un cuore, un fiore e poi intero ricavato che va per il completamento delle opere parrocchiali.